Vicenza in arancione. Da lunedì il Veneto fa il salto di fascia e ora, per non finire in rosso, bisogna adottare tutte le precauzioni possibili. Rispettare le regole, di tenere duro, di affrontare questa nuova situazione della pandemia con assoluta serenità e tranquillità, nel rispettare però le regole, quindi distanziamento, uso della mascherina, evitare gli assembramenti, evitando così quindi di cadere in zona rossa, che è quella più restrittiva in assoluto. Questo fine settimana è tempo di bilanci. Vicenza fa i conti col Covid, tasso di positività al 2,7%, 24.800 persone vaccinate, 38.889 vaccini somministrati, 5.460 in più rispetto alla scorsa settimana. Numeri importanti perché nella partita col Covid l'immunizzazione della popolazione è una mossa indispensabile. E la volontà è quella di portarla una vaccinazione quotidiana 7 giorni su 7 e quindi incrementando anche le squadre di lavoro. È chiaro che è necessario avere vaccini a disposizione, quindi il governo deve attivarsi per dare risposte in termini di forniture di vaccini. Scarseggiano le dosi, ma il punto vaccinale nella Fiera di Vicenza è operativo. 3.738 persone immunizzate in quest'ultima settimana. Se arrivassero altre fiale, si potrebbe alzare il ritmo. I cittadini sono contenti, in pochi minuti viene fatto il vaccino e vengono assistiti anche da operatori con molta umanità, perché la popolazione in questo momento vaccinata è quella anziana, che è quella più fragile, più in pericolo. Un po' alla volta poi si estenderà anche ad altre età anagrafiche.